Prima tappa della 31esima edizione della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia, la mostra dal titolo La progettualità dello sguardo, fotografie di Gabriele Basilico. L'evento espositivo ideato e promosso dall'Accademia di Architettura di Mendrisio assieme allo studio Gabriele Basilico sarà ospitato alla chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento dal 16 giugno al 10 settembre. Tra le immagini selezionate quelle tratte dalla serie Bord de Mer e un gruppo di paesaggi realizzati in Italia, Portogallo e Spagna. Particolare attenzione dedicata alla Svizzera, una serie racconta l'architettura di Luigi Snozzi a Monte Carasso e un'altra al Passo di San Gottardo. Un nucleo di 40 fotografie è invece dedicato alla ricostruzione di Gemona del Friuli, lavoro che Basilico ha realizzato nel 1992. L'inaugurazione si terrà il 16 giugno alle ore 11, il 15 giugno alle 18 al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento ospiterà l'incontro con Giovanna Calvenzi, l'opera di Gabriele Basilico.